Mister, è una partita combattuta e dopo una fase attendista i tuoi ragazzi sono usciti alla grande. Sì, direi di sì, abbiamo preso subito il gol che chiaramente non è stato facile, infatti per 10 minuti, un quarto d'ora loro hanno avuto ancora un'occasione, poi credo che comunque la partita era incanalata su abbiamo fatto un bellissimo gol sull'1-1 normale, perché loro secondo tempo occasioni non hanno avuto. Poi quest'anno con arbitri e guardialine non siamo tanto fortunati perché si è inventato un rigore che non ha senso, è chiaro che al 10 alla fine un rigore così ti porta a buttare le palle nel mucchio e poi basta mezza occasione per andare in porta. Credo che quest'anno con arbitri e guardialine non siamo tanto fortunati. Abbiamo visto che è stato espulso, appunto, a qualcosa da recriminare. No, ho protestato su un fallo su Boveri, che è un fallo che guardialine lì deve alzare la bandiera, è fallo nostro, cioè è clamoroso. Ho solo detto che era fallo là, però si sentono le loro idee di fare i protagonisti e non sono maleducato, loro invece sono presuntuosi. Il problema è quello. Ora vi aspetta la grande finale con Ligorna. Ligorna credo che sia la squadra più forte, oggi mi sembra che abbia vinto, però nelle partite secche può succedere di tutto, quindi ci prepareremo per cercare di fare una bella partita.